Poi magari ci saranno persone migliori di me che andranno a fare il Presidente del Consiglio e io gli darò una mano. Beh, Zaia. è pieno di gente migliore di me. Beh, Zaia sicuramente, io metterei la firma adesso per avere Zaia Presidente del Consiglio. Zaia Premier. Domani mattina. Questa potrebbe essere un'idea, questa è una notizia. Domani mattina. Cioè non lei si fa da parte. Domani mattina io non voglio apparire, mi metto da parte. È arrivata questa mattina in diretta la conferma della candidatura a Premier di Luca Zaia. Una corsa verso Palazzo Chigi che Rete Veneta aveva già anticipato a giugno, quando il nome del presidente della regione del Veneto era uscito durante il vertice di Arcore del 24 giugno tra il segretario Salvini e Silvio Berlusconi. In particolare l'ex cavaliere aveva espresso stima estrema per Zaia, tra l'altro da lui nominato ministro dell'agricoltura dal 2008 al 2010 durante il suo quarto governo. Un nome gradito un po' a tutti nello schieramento dei moderati, forte anche del recente successo elettorale in regione. Pare che Berlusconi apprezzi lo spirito manageriale del governatore, che più volte si è definito amministratore delegato dai Veneti alla regione. Una candidatura importante che comunque al momento Zaia continua a minimizzare, più concentrato a gestire le sfide autunnali della gestione regionale con l'approvazione dei vari punti del suo programma elettorale. Certo è che le sue constatazioni sono state prese ad esempio da molti altri esponenti politici nazionali. Per tutti l'attuale premier Renzi, che in tema di sanità italiana non perde occasione per citare l'esempio della siringa e del pasto in corsia tra nord e sud. Un'investitura quindi di Zaia da parte del segretario della Lega con un obiettivo ben preciso. In questo momento l'Italia, o meglio le Italie, vincono se si mettono insieme da nord a sud per riprendere il controllo del loro futuro, della loro moneta, della loro economia, della loro agricoltura.